1 miliardo di euro restano nelle casse ostaggio del patto di stabilità mentre i comuni arrancano in attesa di una nuova mazzata, il pareggio di bilancio, eppure la stragrande maggioranza delle amministrazioni venete rispetta le regole, ha ridotto l'indebitamento, ha una spesa pro capite molto bassa, un patto che blocca e fa arrabbiare, sono tante, troppe le risorse ferme. C'è più di 1 miliardo qui nel Veneto da usare di soldi, i cosiddetti tra cassa e poi altra parte che sono avanzi liberi, avanzi vincolati. Noi abbiamo tantissime risorse. Nell'incontro di ANCI si snocciolano i dati, questa la situazione nella Marca. Tragica perché nel riparto delle spese pro capite, se la media nazionale è 880 euro, il Veneto è il più maltrattato. Nei comuni veneti maltrattati, il Trevigiano è il più maltrattato in assoluto, con 560 euro pro capite di investimenti. Sforare il patto di stabilità significa perdere anche i pochi trasferimenti che ancora ci sono. Un esempio arriva dal Montello. Un comune nel Trevigiano che anziché ricevere avrà un segno negativo di 125.000 euro, un comune di 6.000 abitanti. Finora hanno sempre fatto le norme a sostegno dei comuni con problemi. Vogliamo fare una norma a sostegno dei comuni che hanno sempre rispettato le regole? In questa situazione, con i cittadini che chiedono ma non possono accontentare, i sindaci non sanno più cosa fare e ipotizzano scenari pericolosi. Siamo tutti figli della stessa mamma Italia, perché altrimenti cosa succede? Monta la rabbia a livello veneto e allora abbiamo fughe del tipo secessionista o d'altro che sono impensabili oggi, ma muovono proprio la rabbia di alcuni dei cittadini e di alcuni sindaci che non ce la fanno più.